Amici bellini, mi mancate, ma non la sosta per le nazionali che due però ci sono delle indicazioni, perché 15 dei nostri ragazzi sono andati in nazionale. Andiamo a capire cosa stanno facendo. In questo momento che vi parlo sta giocando Kvara. Cominciamo. Allora, amici miei, benvenuto Umberto Mercogliano e a tutti i nuovi iscritti che ovviamente hanno bisogno di notizie sul Napoli. Mi sento malissimo. Lasciate un like perché almeno domani c'è un sapore di Napoli, nel senso che vedremo Di Lorenzo in campo, c'è Spalletti col tatuaggio che allena l'Italia e quindi daremo un occhio a tutto questo, magari pure un'analisi tattica, tengo che fare, però lasciatelo il like. Perché con il like è capace che poi escono i contenuti che vi piacciono. A fine video, parentesi, eFootball, perché ci sono stati gli aggiornamenti, c'è la maglia nuova, è bellissima e mi sto divertendo tanto. Ma andiamo a parlare insomma di chi ha giocato già, perché ci sono delle indicazioni. Allora, Amrabat tattico, prima di tutto vediamo gli appuntamenti, perché per l'Italia, lo sanno tutti ovviamente, Meret, Di Lorenzo, Politano e Raspadori, che si affronteranno domani, che affronteranno domani la Macedonia di Elmas, e quindi sotto questo punto di vista siamo molto curiosi. E poi anche il 12 settembre contro l'Ucraina, attenzione, perché poi si avvicina tantissimo la partita con il Genoa e non stanchiamoli troppo, hai capito Luciano? Non c'è bisogno, ce la fanno, che già sento, capito, infortunio a Chiesa e se ne torna a casa, e poi voglio vedere come e Pellegrini e se ne torna a casa, sono tutti rotti. La verità è che i giocatori sono 4 anni proprio dal Covid in poi che stanno giocando troppo. Io mi guardo indietro a quando c'era il calcio di un altro livello, la Serie A era fortissima, ma erano 11, 12, 13 giocatori al massimo, conoscevi le formazioni di tutti a memoria. Qua te ne servono 25 e non bastano, perché giocano troppo, perché si infortunano, è qualcosa di inaccettabile. Cajuste giocherà anche lui domani con la sua Svezia contro l'Estonia e poi con l'Austria il 12, quindi si stancano tutti. Lobotka gioca oggi più tardi, nel tempo che faccio il video, l'editing, e gioca Lobotka contro il Portogallo, pieno zeppo di campioni, perché il Portogallo è una squadra che tiene un sacco di campioni, è proprio vero. Mentre Lindstrom, Ostigard li abbiamo visti ieri insieme a Zielinski, Rachmani sempre domani, Olivera domani, Osimhen dopodomani, Kvara sta giocando adesso e poi Anghissà direttamente 12 settembre. Ma andiamo a vedere che cosa ha fatto Lindstrom, Ostigard e Zielinski. Partiamo da Ostigard. Ovviamente ragazzi, delle formazioni ci fidiamo. Io non ho potuto guardare tutti i 90 minuti, però ho guardato degli highlights molto approfonditi, belli lunghi, per almeno dare una sicurezza che le posizioni, perché molto spesso i siti se le inventano le posizioni iniziali, dicono una cosa e poi in realtà in campo sono posizionati in maniera diversa, ma qua ve lo posso confermare. Ostigard, come fa spesso in nazionale, è difensore a sinistra, gioca con il destro, ma come faceva Kim, come faceva Koulibaly, anche Ostigard gioca tranquillamente sulla sinistra quando il suo piede preferito è il destro. E di questa partita, ovviamente contro la Giordania, quindi una squadra non fortissima che non rappresenta un ostacolo per la Norvegia, tant'è vero che Holland se n'è stato bello in panchina, non c'era bisogno. Segnaliamo un blocco difensivo, sai, quando proprio si mette davanti l'attaccante tira e lui la blocca, un colpo di testa alto, perché durante i calci piazzati e i calci d'angolo lui sale perché il colpo di testa alto, un colpo di testa parato dove stava quasi per far gol, un lancio dei suoi che lui ci prova però fuori misura, e segnaliamo anche 90 minuti complessivi, quindi non si riposa tutta la partita. Ostica d'altra parte non è che sta giocando a terremoto anche con il Napoli, quindi è bene che giochi tutto, probabilmente per alcuni sarà bene che giocano tutte le partite perché entrano magari in forma, siamo a inizio stagione non alla fine. Quindi questo per quanto riguarda la Norvegia di Ostica. Dopodiché interessantissimo vedere la posizione di Lindstrom. Guagliù. È proprio vero, ha giocato esterno sinistro perché ci conferma quello che è la verità. Lui è proprio il sottopunta, dove lo metti, e può giocare dietro la punta, può giocare sull'esterno a sinistra, può giocare sull'esterno a destra. In questo caso con la sua nazionale anche molto offensiva, vediamo Eriksen lì da mezzo alla sinistra alla Zielinski che crea il gioco, Mele che va tantissimo, insomma è anche una squadra che conosciamo, Scovolse, poi entrerà Solbakken, che peccato Solbakken, proprio con la Roma male
proprio, è un giocatore che mi piaceva. Intanto segnaliamo quindi che giocato esterno e sinistro, che ha giocato per 72 minuti e poi è stato sostituito contro il San Marino, quindi non una grande cosa. La partita finisce 4-0 se non sbaglio, esatto. Non arriva al gol Lindstrom, però partecipa parecchio nelle azioni che portano al gol, cerca di rubacchiarsi un rigore, fa un bel movimento spostandola con la suola, però poi si lascia un po' cadere. Il rigore gliel'avevano dato, poi arriva il VAR e glielo tolgono, ed è bene così, ragazzo, non simulare. Io sono tremendo, io sarò severissimo con i miei di più. Non simulate, perché il calcio poi finisce il calcio. Poi segnaliamo un bel colpo di tacco, uno scambio di prima, colpo di tacco, la palla va a chi gliel'aveva data, poi lui si ripropone per chiudere l'azione col tiro, ma arriva un suo compagno e tirerà lui, e poi ci sarà la deviazione in tap-in. Credo che fosse il gol di Wind, ma non ci interessa niente. La cosa importante che ci interessa è che a sinistra è che gioca, ma a sinistra siamo affollati, perché là ci puoi mettere qua, ci puoi mettere Raspadori, ci potresti mettere Elmas, ci puoi mettere anche Lindstrom. Lo sapevamo, c'è un po' di imbarazzo tattico che Garcia, tra l'altro facciamo gli auguri a Garcia per la nascita, è nata una bambina, quindi gli auguri a Garcia. Chissà se questa cosa perché deve essere un bel pensiero, no? Tu sei concentrato sulla partita, sul tuo lavoro, sicuramente, ma te sta nascendo una creatura. Dobbiamo tenere presente anche tutta una serie di cose. Quindi per quanto riguarda Lindstrom, tocca a Garcia trovargli la posizione ideale e farlo performare alla grande. Dopodiché prendiamo anche in esame la partita di Zielinski, protagonista di un rumor, è uscito prima dall'allenamento, infortunio per Zielinski, tutto falsissimo. C'è stata anche la polemica, credo, della federazione polacca che dice avete le spie, qualcuno ha visto che era uscito prima e si è inventato l'infortunio, così. Non è vero niente, tant'è vero che ha giocato. Un po' di stanchezza dagli highlights si vedeva pure, più che altro a inizio partita c'è stato un momento in cui poteva inseguire l'avversario, si è fermato un attimo. Avversario onestamente anche lui modesto, le isole Faroe. Di conseguenza vediamo Zielinski effettivamente interno sinistro, con licenza di andare, la solita Polonia, stavolta 2 punti, molto meglio. Lewandowski in grande forma, fa un gol bellissimo, il secondo è straordinario, poi un altro si era mezzo guadagnato un rigore ma niente da fare. E di Zielinski segnaliamo un colpo di testa parato dal limite dell'area che stava facendo un gol bellissimo, cambi di gioco soliti a sventagliare dall'altra parte anche con il sinistro, i corner li tira lui. Tant'è vero che da uno di questi corner, colpo di testa di Lewandowski che finisce sulla traversa, sarebbe stato assist per Zielinski, sfiora di testa il pallone inserendosi in aria e procura praticamente il rigore, perché il difensore cerca di togliere la mano ma arriva il rigore che poi con una rincorsa bruttissima Lewandowski metterà in rete. E poi anche nel finalissimo, dopo il 90esimo, un sinistro dopo una finta di tirare col destro se la porta sul sinistro, tiro violento ma centrale parato. Quindi anche Zielinski tutta la partita. Non ti stancare troppo, amico mio, se ti sei stancato l'affaticamento, sei uscito prima, non hai voluto rischiare, va bene, però piano, perché poi ci serve a noi, è importantissimo. Però per le nazionali, ragazzi, questi fanno di tutto ed è giusto che facciano di tutto. Nel frattempo che io sto registrando, Alvaro Morata ha segnato contro la Georgia, assist di Asensio, no penalty, c'è stato un penalty check, no penalty. Vado a vedermi la partita di Kvara, voi lasciate i like finali, stiamo facendo il fantacalcio, ci stiamo divertendo parecchio, ci sono tanti contenuti, quindi iscrivetevi al canale, state tuned perché ci sarà da fare. Poi ovviamente domani gli altri nazionali ci interessano moltissimo. Vi abbraccio, vi bacio da New York, azzurro fluido e tutto il resto del contenuto, e poi fate le cose vostre, dai. I nuovi kit, ci siamo ragazzi, guardate Kvara quanto è bello. È bellissimo, la nuova maglia è bellissima, poi anche il dettaglio dei calzerotti abbassati, perché Kvara è così. Seconda maglia col Vesuvio, fatta benissimo, è uno spettacolo. Poi c'è questa maglia di football che è bruttissima, ma era gratis e quindi l'avevamo presa. Quindi tutto a posto. Quello che avevo notato è che non c'è ancora Lindstrom, è l'unico che non c'è. Quindi la novità, le varie novità di football, vediamo un pochino, facciamo un match veloce. Andiamo in Italia e ancora vediamo solamente Atalanta, Monza, Inter, Milan, Lazio, Roma e Napoli. Mettiamo il Napoli, campionato italiano, avevamo cominciato con l'Inter, facciamo il Milan. Vediamo un pochino. Confermato che non c'è il San Paolo, non c'è il Maradona, tra i vari stadi, non fa niente. Non so di chi, insomma,
chi è la colpa, se c'è una colpa. Si può aggiungere la neve, è una cosa nuova, e il pallone per le amichevoli si può fare solamente questo pallone qua. Quando fai la carriera normale del super team, diciamo, si possono scegliere tutti gli altri palloni. Ecco la maglia nuova, Loftus-Cheek. Quindi qua si possono scegliere anche le altre maglie del Milan. La terza è veramente coraggiosa, la maglia del Milan. Quanto riguarda il Napoli, solo prima e seconda per ora. Aspettiamo a un certo punto che uscirà anche quella là nera verde col Maori. Game plan, quindi confermiamo la formazione, quella utilizzata così. C'è Gollini, c'è Contini, Ostigard, Nathan 75, Zanoli 77, Zanoli è più forte Nathan, Mario Rui 81, c'è Caiuste, Elmas, Gaetano, Zerbini, Raspadori, Simeone, c'è ancora Colisacò, c'è ancora Zedatka, c'è ancora Lozano tra le riserve e c'è Lorenzo Russo. Quindi ci aspettiamo un aggiornamento con Lindstrom e per il resto ci siamo completamente. Ora, per quelli che invece giocano a FIFA, quell'altro che non si chiama manco FIFA, FC24 mi pare, mi dovete dire a livello di diritti d'immagine come stiamo messi là. Che qualcuno stava scrivendo no, ma quello in Napoli ha dato le cose a FIFA quest'anno, c'ha più visibilità, e invece no, non si vede niente con la neve, non è il massimo, e i giocatori mi sembrano scivolare un po' di più, come è giusto che sia. Tra l'altro Zielinski alla tecnica, vai Kvara, Leao con il nuovo numero 10 ovviamente, si scivola, ci sciulea. Anghissà, ragazzi, Anghissà è l'unico che deve fare la differenza là dietro. Di Lorenzo, Leao punta Rachmani la contrae ancora, non bene. Il Napoli è una squadra molto tecnica, sulla neve non va bene, però pure Leao è molto tecnico e sulla neve non dovrebbe andare bene. Lobo, rimettiamo Lobo al centro del villaggio. Politano c'ha sempre questo collo alto della sottomaglia, pallone sciulia. Perché tiene sto collo alto Politano? Non lo so. Bravo Ziel. O si gioco di Esime, molto realistico. Ci sono sempre questi striscioni, vedi? La storia siamo noi, onorate quella maglia, eccetera, eccetera. Mamma mia, Leao è una bestia di dribbling e velocità. Mamma mia. Ma si può cambiare la neve, perché in corso d'opera non si può cambiare. No, veramente non vedo il pallone. Dai Oliveira, dai. Bravo Lobo. Kvara se ne va. Ci prova dalla distanza. Vai Polito. Gioca meglio ora il Napoli. Se ne va Di Lorenzo. Ecco Dilo. Il cross al centro. Politano, buttati. Zielinski prova il suggerimento per Osi. Eccolo Osi. Che parata Magnani. Come on. Osimhen. Diamo un po' l'esultanza. Bravo a Jesus. Prova in profondità Kvara per Osi. Vai Osi. Bravo Lobo. Eccolo Osimhen. Prova dalla distanza. Mamma mia. Polità. Ed ecco perché Kvara tu non lo togli mai. Ecco perché Kvara non lo toma. Beh, ci abbiamo provato, però non male. Anche le nuove cose con le interviste, le cose, fatto bene.